È stata forte l'emozione che nei fedeli ha suscitato il rumore sordo dei colpi di martello sulla croce per estrarre i chiodi dalle mani e dai piedi di Cristo, un momento tra i più toccanti tra quelli vissuti ieri a Nuoro dai fedeli che nella cattedrale di Santa Maria della Neve hanno assistito alla rappresentazione del Siscravamento, la deposizione del corpo martoriato di Cristo dalla croce, un evento animato dalla confraternita di Santa Croce, i cui confratelli hanno interpretato i giusti che, guidati da Giuseppe d'Arimatea, hanno compiuto un gesto di umana pietà dando sepoltura al Messia che era stato mandato al patibolo dai Romani come un malfattore. Un momento essenziale nella vita terrena di Gesù, sottolineato dalle preghiere e dai canti in sardo dei cori cittadini. Una rievocazione che colpisce tutti, cristiani e non, che non possono rimanere indifferenti di fronte alle parole della Madonna Addolorata che vede il suo unico figlio martoriato e giustiziato. Parole sentite e lette tante volte nelle pagine dei Vangeli, ma che sono state rese efficaci dalla rappresentazione fatta nella chiesa cattedrale, avvolta da un'oscurità che richiama quella calata sul Golgota al momento del trapasso di Cristo. Al termine del siscravamento, il simulacro del Cristo morto è stato traslato nella chiesa di Santa Croce, dove tradizionalmente viene allestito il Santo Sepolcro. Oggi in tutta la cristianità cattolica è una giornata liturgica in cui non si celebrano messe. Domani invece per il popolo cristiano sarà una giornata di festa, quella della Pasqua di Resurrezione, il trionfo di Cristo sulla morte e la redenzione dell'umanità dal peccato originale. Un momento di gioia e di speranza, sentimenti di cui c'è bisogno in un periodo storico in cui sembrano prevalere la violenza e la guerra.